Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta per parlare del nostro tema del giorno. Come avete visto, oggi torniamo a parlare dei vaccini, della campagna vaccinale per il Covid-19, come sta proseguendo in Veneto e soprattutto, come abbiamo visto anche con la dottoressa Signorelli, come sta proseguendo a Verona. Stando ai dati di sabato 10 aprile, dall'inizio della campagna, la regione ha inoculato complessivamente 1 milione circa di dosi, pari all'89,3% delle forniture giunte in Veneto. Nella nostra regione hanno ricevuto almeno una dose di vaccino oltre 840.000 persone. Nel bollettino aggiornato a sabato sera viene dichiarato che è stato vaccinato con almeno una dose l'82,5% degli over 80. Ora il problema principale, come sottolineato anche dal direttore dell'Ulls 9 Scaligera, Pietro Girardi, è la carenza di dosi, ma ci sono anche altre criticità che sono emerse nel corso di questa campagna vaccinale. E allora per parlarne siamo in collegamento con Elena Di Gregorio, segretaria regionale del sindacato pensionati CGIL Veneto. Buongiorno Elena. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, dunque, voi nei giorni scorsi praticamente avete denunciato una vera e propria mancanza di rispetto verso le persone più anziane e fragili che devono sottoporsi alla campagna vaccinale, al vaccino anti-Covid. Ecco, come mai avete sollevato questa problematica? Noi abbiamo avuto moltissime segnalazioni da parte degli anziani e dei loro familiari rispetto alla cattiva organizzazione che ha caratterizzato e sta ancora caratterizzando purtroppo la campagna vaccinale nella nostra regione. Cattiva organizzazione che diciamo è il problema principale, perché è vero che c'è una carenza di dosi, questo riguarda tutto il paese, però nella nostra regione noi ci misuriamo con delle difficoltà che non sono dovute appunto alla carenza di vaccini, ma sono dovute a incapacità organizzativa e scarsa attenzione nei confronti della popolazione più anziana e più fragile. Non sono chiare le indicazioni, i nostri anziani non sanno a chi rivolgersi per prenotare, ogni USL si organizza in maniera diversa, non ci sono delle chiare linee guida a livello regionale, quindi io alla lettera a casa, io alla telefonata, gli indirizzi sono sbagliati, il medico di base è stato coinvolto, sì o no. L'assessore Lanzarin ci ha detto che solo metà dei medici di base hanno aderito al protocollo per la campagna vaccinale, quindi molti medici di base ancora non sono coinvolti. Gli anziani chiamano, i loro familiari chiamano per avere informazioni e si trovano sballottati da una parte all'altra. Si entra nel sito dell'USL che rinvia a quello della regione, si chiama il numero della regione, non ci sono risposte, insomma c'è una grandissima confusione fino agli incidenti che sono successi non solo a Verona ma in diverse realtà territoriali di anziani che si sono presentati all'appuntamento e che era saltato e che ovviamente non erano stati avvisati per tempo, di accompagnatori che prima avevano ricevuto l'informativa che sarebbero stati vaccinati e poi sono stati invece rifiutati una volta arrivati lì. C'è tutto il tema delle persone fragili. I dati della regione parlavano di almeno 330.000 fragili da vaccinare, ma non ancora ben identificati, e tantissimi provano a registrarsi, a prenotarsi e vengono rifiutati. Diciamo che noi abbiamo chiesto alla regione che si utilizzi questo periodo in cui ancora le dosi non sono tantissime a disposizione per mettere a punto la macchina organizzativa. Adesso appunto i dati della regione ci dicono che poco più dell'80% degli over 80enni è stato vaccinato, ma resta fuori la parte più anziana, più vecchia della popolazione, e restano fuori i soggetti più fragili, quelli non autosufficienti. Quindi adesso, per riuscire a dare tutela e protezione agli anziani, bisogna mettere in campo la vaccinazione a domicilio. Certo. Ma anche rispetto a questo ci sono comportamenti completamente diversi nelle varie USL, stenta a partire, non si sa chi saranno i soggetti che saranno incaricati di farlo e con quali strumenti. La vaccinazione a domicilio, e c'è tantissima preoccupazione da parte degli anziani e dei loro familiari. Certo, Tenendo chiaro. conto che la Regione Veneto ha fatto un errore fondamentale all'inizio della campagna, perché è partita
vaccinando gli ottantenni, quelli nati nel 1941, quindi prendendo i più giovani della fascia degli anziani. Noi su questo veramente abbiamo dato battaglia con la Regione Veneto, perché le disposizioni, ma tutta la comunità scientifica chiedeva di mettere in sicurezza i più vecchi, che invece sono stati accantonati proprio perché più problematici, abbandonati e che adesso sono ancora da vaccinare. Quindi la parte più fragile, più esposta, quella che se prende il Covid purtroppo rischia con la propria vita, è ancora in sospeso, e questo è stato molto grave e vergognoso anche da parte della Regione, che ha la responsabilità di tutelare la salute dei cittadini. È Certo. partita solo verso metà marzo questa vaccinazione, in mezzo ci sono stati tanti anziani che si sono contagiati. Ecco, quindi Noi diciamo chiediamo. che ecco, una domanda che riguarda un po', ce ne ha già parlato, il sito che è stato messo in piedi un po' dalle ULSS, dalla Regione Veneto, diciamo che ha creato problemi secondo lei a questa fascia di popolazione ovviamente, oppure ha cercato in qualche modo di tamponare, ecco, le mancanze? Allora, il sito regionale è partito da poco, prima c'erano e tuttora esistono e coesistono i siti delle singole USL, con una sovrapposizione e una confusione. Sono strumenti ovviamente adatti a una popolazione che è più attiva con gli strumenti informatici, con i social, e mediamente gli over 80 e quelli più anziani ancora fanno difficoltà. Noi come sindacato dei pensionati, come SPI, abbiamo anche messo a disposizione nelle nostre sedi un'attività di consulenza e di aiuto per gli anziani per prenotarsi, ma non è sufficiente, anche perché, come è avvenuto a Verona, poi alcune informazioni vengono veicolate solo sul sito, ma se non fosse drammatico sarebbe ridicolo. Come si può immaginare che un novantenne vada sul sito per capire se il suo appuntamento è confermato o è slittato per problemi organizzativi? Veramente c'è stata una poca attenzione a quelle che sono le problematiche dei cittadini anziani, che dovrebbero essere invece quelli, diciamo, messi attenzionati, quelli che hanno la priorità, ecco, rispetto alla vaccinazione, quindi quelli per cui tutta la comunità si fa carico e si preoccupa di garantire una prevenzione e un'assistenza. E i numeri di quelli che sono ancora da vaccinare, quelli che sono da vaccinare a domicilio, ci preoccupano molto, perché non vediamo una adeguata capacità di risposta da parte della sanità pubblica. Quindi noi richiediamo veramente un'attenzione massima all'organizzazione, sapendo che si ha a che fare con una fascia di soggetti che sono più fragili, ma che hanno diritto di essere tutelati e vaccinati per primi, e invece così non è stato. Hanno vaccinato i settantenni. Spesso noi abbiamo avuto segnalazioni di persone vaccinate, i figli vaccinati e anziani che non erano ancora vaccinati e non avevano ancora notizie rispetto alla loro vaccinazione. Quindi non si è proprio rispettate quelle che sono le priorità che ha dato il Ministero e la comunità scientifica, e soprattutto le modalità. C'è un altro tema che ci sta a cuore, che è quello degli assistenti familiari, delle badanti. Appunto, per quanto riguarda i tanti non autosufficienti a casa, diventa indispensabile che almeno una persona, chi si prende cura, quindi che sia il familiare caregiver o che sia la badante, l'assistente familiare, possa essere vaccinata per consentire una convivenza, altrimenti corriamo veramente dei rischi seri per la salute e per l'efficacia anche del sistema di vaccinazione. E abbiamo chiesto anche alla Regione un ulteriore sforzo per vaccinare almeno un familiare degli ospiti delle case di riposo, perché adesso gli ospiti delle case di riposo in linea di massima sono stati vaccinati, stanno completando ancora quella degli operatori, perché c'era stato il problema anche del rifiuto da parte di una parte degli operatori a vaccinarsi. Adesso c'è l'obbligo, quindi questo ci dovrebbe consentire di mettere in sicurezza, ma sono 13 mesi ormai che questi ospiti delle case di riposo vivono in isolamento senza avere la possibilità di un contatto fisico, e noi sappiamo quanto la solitudine incida psicologicamente e anche sulle condizioni di salute dei nostri cari, degli anziani. Quindi uno sforzo sarebbe
diciamo, avrebbe veramente a carattere umanitario, questo rispetto ad altre, no, ad altri soggetti, vaccinare un familiare per consentire la ricongiunzione e Certo. quel momento insomma di contatto e di affetto che è indispensabile per la nostra salute e la Assolutamente. sopravvivenza. Assolutamente. Elena, noi la ringraziamo e ci uniamo a questo appello che avete già fatto alle autorità, speriamo che venga ascoltato, insomma, in qualche modo, e soprattutto speriamo di uscire al più presto da questa, insomma, da questo incubo che ormai sta andando avanti da più di un anno. Quindi ecco, noi ti ringraziamo intanto e magari ci sentiremo più in là per fare il punto poi su quella che è stata questa campagna vaccinale. Grazie mille, grazie per l'attenzione. Alla prossima occasione. Grazie a te, Buon arrivederci. lavoro. Benissimo, allora anche noi vi salutiamo, vi diamo allora appuntamento domani, come sempre alle 12:15 con il nostro Buongiorno Verona e quindi nuove interviste per i nuovi temi del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.